Aumento dei contagi, ricoveri al momento gestiti senza difficoltà dagli ospedali che infatti continuano anche le attività non Covid a pieno ritmo e terza dose che probabilmente sarà estesa anche a chi ha meno di 60 anni entro dicembre. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, fa il punto sulla pandemia, professa ottimismo ma mette in guardia sui mesi invernali che richiedono prudenza. Il mio appello finale che faccio ai cittadini è quello di essere assolutamente prudenti. Stiamo entrando in una fase critica dal punto di vista stagionale, quindi prudenza estrema, tutto qua. Lo dico nella libertà di andare, di uscire, di manifestare, ci mancherebbe, però anche se manifesti magari lo fai in maniera, come si dice, un po' un minimo organizzato, oppure se vai a una manifestazione ti metti la mascherina. E poi Zaia lancia l'invito a indossare comunque la mascherina quando serve e chiede al governo e alla comunità scientifica nazionale di decidere se autorizzare il test sierologico per tutti per valutare al meglio la necessità della terza dose. In pratica, con un piccolo prelievo di sangue, misurare a tutti la presenza o meno di anticorpi e quanti. Il governo deve valutare se serve e quanto costerà e dare una risposta ai cittadini. Abbiamo il dovere, secondo me, di dire se si può fare un'analisi anticorpale di massa, quindi dar modo ai cittadini di fare il test sierologico, se si può fare e se ha senso farlo. Quanto alle case di riposo, il 70% dei 30.000 ospiti in Veneto hanno già avuto la terza dose e dei 98 positivi sono quasi tutti senza sintomi e comunque non in condizioni gravi.